Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show sul social. Parliamo di un progetto importante. Ci troviamo a San Sperate in compagnia, abbiamo l'assessore comunale appunto di San Sperate, Raffaele Vargiu, assessore ai servizi sociali. Grazie di essere qui. Grazie, buonasera a tutti. Allora, parliamo di progetto Civitas, perché dovete sapere che venerdì 5 aprile dalle 16:30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione proprio di questo progetto Civitas. Leggo testualmente il sottotitolo del progetto, ovvero prevenzione del disagio mentale e promozione del benessere psicologico. Innanzitutto chiedo all'assessore di che progetto si tratta, di cosa parliamo. Allora, sì, è un progetto che ha l'obiettivo di attivare la partecipazione della comunità con la finalità di lavorare sulla prevenzione del disagio psichico e psicologico in un'ottica proprio di benessere della comunità. Diciamo che è importante, abbiamo compreso che è importante che si ritorni a uno stile di relazione più comunitario, perché una serie di vicende, ultimo il periodo Covid, hanno un po' isolato l'individuo, ci hanno rinchiuso, ci ha costretto a stare un po' in casa e quindi abbiamo dimenticato tutta una serie di buone prassi di relazione con il vicinato, cosa che ad esempio comunità piccole come San Sperate sono state sempre il punto di forza. Quindi l'idea di questo progetto sperimentale è di ripartire in una logica di partecipazione e di collaborazione tra cittadini per sentirci parte di un gruppo, che è un bisogno primario dell'individuo, che aiuta a star bene, anche semplicemente parlarsi, incontrarsi, vedersi, condividere le proprie necessità, i propri punti di vista, è già un buon punto di partenza per stare meglio. Prima hai toccato un punto importante sul fatto di sentirsi comunità, essendo un progetto sperimentale e soprattutto il post-Covid credo che abbia in qualche modo fatto esplodere, insomma, poi fondamentalmente la problematica. Ecco, per quella che è la tua esperienza da assessore ai servizi sociali, la comunità di San Sperate ha riscontrato questa difficoltà dopo il Covid nel ricominciare a sentirsi parte di comunità? Ma sì, allora gli effetti del Covid, magari questo ce lo possono dire in maniera più oggettiva gli esperti. Dalla mia percezione, dal mio punto di vista, sicuramente ha avuto un effetto sul lungo periodo. Se non altro, l'ansia generata dall'aver affrontato una situazione completamente nuova a cui non eravamo abituati, quindi un'emergenza così repentina e improvvisa che ci ha messo davanti all'idea che quella sicurezza che avevamo costruito negli anni dopo la seconda guerra mondiale non era così solida e stabile. Quindi questo può comportare anche un certo disorientamento psicologico. Quindi oltre che l'isolamento c'è anche l'affrontare una situazione completamente nuova. In alcuni individui potrebbe aver scatenato, ravvivato magari situazioni già di terreno fertile al disagio. E quindi bisogna rimettere in moto sicuramente alcune attività che sono quella di incontrarsi, di vedersi, di parlarsi, di stare vicini, cosa che appunto abbiamo messo da parte per un lasso di tempo importante. Tema molto delicato, è chiaro, parliamo di un aspetto psicologico, appunto, aspetto importante della vita di tutti noi. È un progetto pilota, progetto abbiamo detto quindi primo, poi fondamentalmente in Sardegna, è anche un impegno sia del comune, dell'amministrazione comunale e dell'assessorato che guidi in particolare. Quanto tempo ci è voluto e quanto impegno per organizzare questo progetto? Allora, sì, diciamo che con il direttore scientifico, il dottor Michele Vargiu, ci siamo visti forse già 6 mesi fa, abbiamo iniziato a ideare, insomma, a progettare qualcosa che coinvolgesse tutta la comunità. Abbiamo avuto diversi incontri abbastanza frequenti. Da lì siamo partiti per costruire qualcosa che fosse anche adatto alla realtà locale, nel senso che è pensato anche per una realtà come quella di San Sperate, che ha avuto ad esempio nell'arte un elemento trainante,
Da lì dobbiamo ripartire, insomma, anche nel coinvolgimento della popolazione. Nel progetto che presenteremo appunto il 5 aprile, una parte importante sarà riservata al coinvolgimento degli attori artistici che ci sono tuttora presenti nel territorio, che sono stati un elemento di unione fondamentale e lo sono ancora. Beh, chi dice San Sperate non può non pensare a il Paese Museo, Pinuccio Sciola, eccetera, eccetera, però come dicevi giustamente tu, è un progetto a 360 gradi anche per quanto riguarda la partecipazione attiva non solo degli adulti, ma anche dei più piccoli. Certo, è importantissimo, io penso che sia fondamentale lavorare sui più piccoli perché sono il futuro, ma sono anche il motore del cambiamento. Se noi immaginiamo una società nuova, lo dobbiamo immaginare lavorando sulle giovani generazioni, sui piccoli, sui bambini e sugli adolescenti, perché chiaramente un cambiamento su un adulto è molto più difficile da realizzare. Quindi se vogliamo costruire un futuro migliore in un'ottica proprio del lungo periodo, dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni, anche perché, ripeto, si prestano più facilmente a determinati cambiamenti e mutamenti di mentalità. Hai già avuto modo di sentire, di avere contatti anche con tuoi colleghi assessori e politiche sociali in Sardegna, magari per usare proprio il progetto pilota di Sasperate come modello per altre comunità? Sì, abbiamo già avuto diversi contatti, ci sono dei comuni interessati, chiaramente che hanno colto l'esigenza come quella che abbiamo colto noi, a riprodurre e riproporre il progetto in altre realtà, in altri comuni. Dicevamo, le iniziative che mettete in campo, se voi le possiamo anche elencare, perché non ricordo tutto, devo leggere per forza, laboratori, banca del tempo, gruppi psicoeducativi, salute e benessere psicologico in favore dei bambini, adolescenti, famiglia, anziani, gruppi e istituzioni, ovviamente che si trovano nel paese di San Sperate. Quello che emerge in questo progetto, come dicevi giustamente tu, è il senso di comunità, cioè soprattutto nei piccoli comuni, nei piccoli medi comuni della Sardegna, il fidarsi del vicino, una volta si lasciavano anche le porte di casa aperte, oggi questo senso forse è cambiato, forse è anche da lì che bisogna ripartire. Sì, siamo sicuramente in un contesto storico diverso. Hai citato prima Sciola e la rivoluzione che lui ha attuato insieme ad alcuni compagni di questo percorso. Stiamo parlando della fine degli anni 60. Oggi la realtà è diversa, il mondo è diverso. San Sperate è raddoppiata nel giro di 20 anni, siamo passati da 4.000 a più di 8.000 abitanti, quindi abbiamo la metà degli abitanti di San Sperate sono persone che vengono da altre realtà e quindi chiaramente le dinamiche sono completamente diverse, i vicinati sono nuovi e questo potrebbe essere anche un vantaggio, non è detto che sia uno svantaggio perché abbiamo l'apporto di tante mentalità diverse e tanti punti di vista che possono, devono arricchire la comunità di San Sperate. Questo sicuramente è un altro elemento importante su cui poi soffermarsi. Siamo in chiusura e ti chiedo ovviamente un appello anche per invitare chi volesse partecipare alla conferenza stampa e poi ovviamente al progetto vero e proprio. Sì, allora il progetto funzionerà nel momento in cui noi saremo bravi a coinvolgere le persone, perché chiaramente è un progetto di cittadinanza partecipativa, quindi lo riusciremo a fare soltanto nel momento in cui tanti saranno interessati a partecipare, come cittadini, come associazioni sportive, culturali, penso appunto alle compagnie teatrali, agli artisti, ai professionisti, ma anche a chi noi abbiamo pensato, chi ha competenze diverse, anche manuali, chi sa fare, non lo so, cestineria, chi sa dipingere, colorare, può mettere a fattor comune una competenza che potrà essere utile alla comunità. Ecco, come funziona? Devono loro iscriversi, avvicinarsi in comune oppure chiedere direttamente in direzione organizzativa come funziona partecipare materialmente a questo progetto? Allora, intanto chiunque sia interessato può partecipare alla presentazione che sarà il 5 aprile. Abbiamo messo a disposizione un indirizzo mail e 2 numeri di telefono. In ogni caso, io come assessore sono sempre a disposizione per raccogliere qualsiasi tipo di proposta che vada anche oltre il canovaccio, la traccia che noi abbiamo pensato per questo progetto, nel senso che è un progetto aperto in qualsiasi termine a qualsiasi possibilità di sviluppo.
Allora, io lo dico, ovviamente, ricordo ancora una volta, la presentazione della conferenza stampa, o meglio, la conferenza stampa di presentazione del progetto Civitas, venerdì 5 aprile alle 16:30 al centro diurno in via Sicilia, appunto a San Sperate. Per le informazioni, per iscrizioni, per partecipare attivamente al progetto Civitas, c'è una mail che è civitassansperate@gmail.com e poi 2 numeri di telefono, magari li segnate, 340 666 8742 o in alternativa il 375 705 1127. Io ovviamente non posso fare altro che ringraziare l'assessore ai servizi sociali e politiche sociali del comune di San Sperate, Raffaele Dargiu. Grazie a voi e grazie a te per l'intervista. Grazie ovviamente e in bocca al lupo ovviamente per questo progetto molto molto interessante. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere. Ci vediamo al prossimo appuntamento 19:30, Effetto Serra, il talk show sui social. Ancora grazie, Ciao. buona serata, ciao.